Un bel fragore è stato circa un 4-5 secondi di finale di fragore dei vetri della cabina. Cosa ha pensato in quel momento? Non so, un'esplosione, un attentato, cioè è stato veramente impressionante. Si è affacciato alla finestra con il cuore in gola questo residente di Piazza Mazzini, un crollo improvviso intorno alle 20:30 di mercoledì, mentre su Padova stava piovendo in modo leggero. Il ramo che si è staccato da questo imponente cedro dell'Himalaya, uno degli alberi simbolo di quest'area, è piombato sulla pensilina del bus dove c'erano alcuni passeggeri in attesa che con prontezza di riflessi si sono posti in salvo. Messa in sicurezza l'area, anche grazie all'intervento dei vigili del fuoco, adesso si sta provvedendo alla pulizia e soprattutto a capire cosa possa essere accaduto. Si tratta molto presumibilmente di un fenomeno che è conosciuto in quest'ambito e che riguarda proprio la caduta di rami all'improvviso, che succede principalmente nel periodo estivo. In letteratura si chiama sudden branch drop, cioè sostanzialmente è una caduta improvvisa di rami che in particolari tipologie di alberi sono magari stressati da fenomeni meteorologici, maltempo. Erano stati controllati gli alberi di Piazza Mazzini, riqualificata da poco. Molti sono stati tagliati. Questo cedro non aveva dato alcun segnale di preoccupazione. Negli ultimi anni ne hanno tagliati diversi perché erano morti, penso. E quindi, ma su questo non ho mai, cioè, pensavo fossero tutti controllati. Comune già al lavoro con una ditta incaricata. Verrà sistemata la pensilina, verrà rimosso il ramo e si capirà se fare degli interventi sulla parte esposta dell'albero dove c'è stato il cedimento del ramo